chiamo Luigi Monreale, ho 14 anni e sono stato quello che ha preso il cielo della Madonna del Monte per il 500° anno. E è una festa molto importante che si svolge qui sul nostro paese. La tradizione è che del sabato, il sabato sera verso le 10:30, il cero che parte dalla famiglia che è stata presa dall'anno precedente raggiunge la piazza principale, dove uno o più squadre si confrontano per prendere la bandiera. La bandiera rappresenta la lotta tra il principe e colui che ha portato la Madonna qui su questa chiesa. Sono stato aiutato dai miei amici, parenti e dai miei cari. Il prossimo anno la festa si concluderà con delle offerte. Il prossimo anno dovrò preparare una bandiera che farò io e che rappresenterà la Madonna in uno dei suoi momenti della sua vita. Fate questo in memoria di me.
Non lo so, 75 euro. Veniamo da Melena, un paesino a circa 15 km da Racalmuto, e in occasione del 500° anniversario della venuta della Madonna del Monte abbiamo ritenuto opportuno di fare un pellegrinaggio in segno di ringraziamento alla Madonna. Cari concittadini, siamo nel momento più importante, più pieno di significato della festa della Madonna del Monte. Padre Mimo adesso reciterà l'atto di affidamento a Maria Santissima del Monte. Grazie a tutti e a lei la parola, Padre. Propongo questa preghiera, voi seguirete con il cuore, con la mente, e diremo che è veramente bello essere insieme con Maria.
O Santissima Vergine del Monte, Eccelsa Madre di Dio e nostra Madre amabile Maria, ecco ai tuoi piedi i figli tuoi devoti, il popolo di Racalmuto, in mezzo al quale benigna hai scelto particolare dimora. Noi ti riconosciamo e ti accettiamo per madre e regina, per avvocata e ausiliatrice, quale a nostro favore Dio ti volle, lodando con te la sua bontà. della Madonna del Monte, molti emigrati, e non solo dal Canada, ritornano per trascorrere un periodo di vacanza con i familiari dei luoghi a loro cari. Ma i nostri concittadini, con la loro laboriosità, intelligenza e spirito di adattamento, hanno saputo bene inserirsi, migliorare la loro posizione economica e nello stesso tempo contribuire al miglioramento del paese che li accoglieva. Tuttavia, i nostri concittadini non hanno dimenticato la loro cultura, le loro tradizioni, i loro valori. Ed infatti ogni anno ad Hamilton, così come a Racalmuto, si festeggia la Madonna. Se i racalmutesi che vivono in Canada o gli altri nostri concittadini sparsi nei vari paesi ed i figli degli stessi che sono nati in quei luoghi non dimenticano e rimangono affettivamente legati a Racalmuto, e il Racalmuto che non dimentichi i loro figli che sono stati costretti ad emigrare. Eccellenza, ancora grazie per la sua visita a Racalmuto. Hanno trovato un paese che li ha accolti e che in qualche modo probabilmente ne ha anche forgiato il carattere. Parlavamo poco fa, salendo le scale, di 10.000 racalmutesi originari che vivono lì, ma giustamente l'ambasciatore aveva notizie diverse, ma mi diceva sono 25.000
perché ci sono quelli di seconda, di terza generazione, un'intera comunità che ha trovato nel Canada, ha trovato nella cittadina di Hamilton un punto di riferimento. Siamo riusciti a mantenere saldi questi contatti, alle sue spalle c'è una bandiera con gli stemmi dei due comuni, Racalmuto ed Hamilton, è una bandiera canadese. Gli italiani, i siciliani, i raccontesi del Canada sono una comunità dinamica e creativa, un tesoro importante nel mosaico della nazione canadese. Viva l'Italia, ma anche viva il Canada, viva la Sicilia e viva Racconto. Turistico Città della Raccamuto, grazie.
lo sforzo a Luca Rozzone, nessuna remenarà la potea, mannaro la masciata di Lucondi, noi siamo pronti alla Sara Maria. Vai torni la voglio ricattare, puli denari che aveva dare, puli denari che aveva dare, un tempio io ci voglio fabbricare. Si vota du patroni sfortunato verso la sonorata compagnia. Peccato non fu fatta sta rosa, l'ammo portata di una lunga via. Popolo cascionavo sfortunato, la vita ne fu privo di Maria.